La consulta ha detto no al terzo mandato per quanto riguarda le regioni ordinarie. Qual è il suo commento? Che evidentemente la consulta ha voluto sottolineare come per le regioni straordinarie valga il principio sancito dalla norma nazionale ed è una competenza nazionale. Quindi si può ovviamente modificare il terzo mandato per una volontà del Parlamento, quindi modificando la norma nazionale, se il Parlamento vorrà farlo, si può inserire il terzo mandato. Ma poi la consulta ha voluto sottolineare in modo esplicito che per le regioni a statuto speciale non vale questo limite e possono legiferare autonomamente. Quindi per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia spetterà al Consiglio regionale decidere autonomamente se fare o non fare il terzo mandato. Il suo pensiero però è si va avanti? Spetterà al Consiglio ovviamente decidere. Io, come ho detto, mi piacerebbe poter ricandidarmi e risottopormi alla volontà degli elettori, perché la possibilità del terzo mandato non è che un presidente fatto secondo automaticamente fa il terzo, semplicemente ci si rimette sotto la volontà espressa attraverso il voto dagli elettori e dai cittadini, per quanto ci riguarda, del Friuli Venezia Giulia. Sui dazi degli Stati Uniti c'è questo spiraglio, questa sospensione da parte di Trump, Cina a parte, che fa ben sperare, ma chiaramente ora bisogna capire cosa porterà la trattativa, in particolare ovviamente per le nostre imprese, quello è l'obiettivo. Oggi bisogna lavorare sui negoziati. Gli interessi statunitensi sono gli interessi europei, gli interessi europei sono quelli statunitensi. È da sottolineare che le democrazie occidentali hanno interessi comuni e quindi lotte commerciali penalizzano entrambi. Fortunatamente la sospensione dei dazi permette, mi auguro, di avere il tempo di condurre un negoziato che possa vedere una visione comune nelle due sponde dell'Atlantico.